Sconfitta soprattutto di un lavoro che voleva dare dei criteri e dei paletti ben definiti su quelle che sono le attività estrattive. Ancora una volta le lobby hanno vinto e soprattutto la maggioranza non ha permesso di proseguire l'approvazione di questa legge. Quindi io chiederò al Presidente Zaia cosa devo fare nell'ambito di una pianificazione che è strategica e fondamentale, ma che ha bisogno appunto di regole ben chiare. Forse qualcuno non le ha voluto mettere anche questa volta. La legge è stata rinviata in Commissione, ma certo se questi sono i presupposti ormai ritengo che sia difficile poter tornare in aula con una maggioranza che possa tenere. Noi eravamo pronti a fare una buona legge. È chiaro che è la maggioranza di Zaia che non la vuole e ha lasciato da solo l'assessore Conte in aula a fare la figura che è stata fatta oggi. È una pessima figura della giunta di Zaia, è una pessima figura del Veneto.